Buonasera a tutte e a tutti. Contenta di vedere più persone dell'altra volta. L'altra volta c'era il diluvio, una specie di diluvio universale, ma insomma eravamo in pochi, non pochissimi, per la prima lezione di questo primo corso di storia delle donne a Venezia che ho organizzato, e ho avuto il piacere che l'Ateneo fosse partecipe di questa scelta, e a titolo appunto Rinascimento quotidiano. Non rispiegherò come ho fatto l'altra volta, ma insomma l'idea è appunto di non parlare di donne celebri, di personaggi più o meno conosciuti, di donne dell'elite, ma di guardare un po' invece alla storia economica, alla storia sociale, e quindi riuscire a capire un po' di più la vita quotidiana delle donne insieme agli uomini, anche non solo separatamente. Quindi oggi abbiamo il piacere di avere qui Francesca Ortalli, che si è laureata qui a Venezia, a storia, con una tesi in campo di storia economica. Sociale, sì. Poi si è perfezionata all'università, mi pare, University College di Londra, e i suoi vari lavori di studi, a me appunto aveva colpito questo bel volume sulle scuole piccole, perché magari se ne sa ancora poco delle scuole piccole, che erano una realtà diffusissima. C'erano circa 400 a un certo punto, no? Sì, io per il primo periodo, che va dal fine XIII secolo a inizio Rinascimento, avevo fatto una stima di un 200-300. Poi più avanti aumentano, arrivano credo a 700, esatto, nel 500 addirittura 600-700 sono censite. E io però non rubo la parola a Francesca, ma a differenza delle scuole grandi, nelle scuole piccole ci sono le donne e hanno dei ruoli ben precisi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire occuparsi di tessuto sociale, di solidarietà, di vicinato, insomma di ruoli delle donne nella vita quotidiana, nella vita sociale. Io mi taccio e lascio la parola a Francesca. Perché magari qualcuno va via, anche la prossima volta che ci sarà Anna Bellavitis qui, faremo l'incontro qui in sala di lettura, in sala biblioteca, perché non useremo più l'aula magna. D'accordo? Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto, per prima cosa, tengo molto a ringraziare Tiziana Plebani per aver pensato a me per questo incontro, che mi dà l'opportunità di parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore per tanti ragioni. Quello che vorrei andare a fare oggi è una panoramica del mondo delle scuole piccole a Venezia in relazione alla numerosissima componente femminile fra tardo Medioevo e Rinascimento. Innanzitutto è doverosa una precisazione per quanto riguarda l'universo confraternale veneziano. In città sono ben note, credo, a tutti voi, le scuole dei battuti, altrimenti definite grandi. Stiamo parlando della scuola di Santa Maria della Carità, l'attuale sede dell'Accademia, della Galleria dell'Accademia, quella di San Marco, che oggi ospita l'ospedale civile, la scuola di San Fantin, dove ci troviamo in questo momento, oppure ancora quella dei Carmini e quella di San Teodoro. Queste erano scuole che disponevano di grandissimi capitali, sfarzosi apparati per le manifestazioni cittadine e, come vediamo, ancora oggi sontuose sedi monumentali. Invece però non tutti sono al corrente che in città ci fossero numerosissime confraternite minori sparse in tutta l'isola. Appunto, come dicevamo prima con Tiziana, nei miei studi ho calcolato che tra XIII e XV secolo fossero circa 200 o 300, poi vanno appunto via via aumentando nel corso degli anni. Erano definite piccole o comunes e la sede era spesso solo un altare all'interno di una chiesa o di un convento. In questa mappa
Potete vedere i vari triangolini blu e ogni triangolo corrisponde a una confraternita, a una scuola piccola e diciamo queste sono quelle di cui ancora disponiamo di uno statuto. Erano sicuramente di più, ma a noi non ne è giunta traccia e potete chiaramente vedere che erano distribuite in modo estremamente omogeneo su tutta la città. Le scuole piccole, proprio perché meno ricche, hanno lasciato segni di più modesta evidenza nella memoria veneziana, ma ciò non di meno erano istituzioni fondamentali per il tessuto sociale cittadino per via del ruolo assistenziale che svolgevano. Unendosi nel nome di un santo, coloro che vi entravano a far parte ricevevano supporto in caso di malattia o povertà, assistenza e conforto nel momento della morte e, qualora necessario per assenza o scarsità di risorse personali, garantivano un funerale dignitoso. Fratelli e sorelle, nel nome di un santo, sceglievano così di radunarsi in quella che, non a caso, il sociologo francese Gabriel Lebras, ormai un secolo fa, aveva definito, non a caso, una famiglia artificiale. All'interno di una dimensione, quindi che era anche spirituale, le confraternite a Venezia, come altrove peraltro, rappresentavano dunque non solo un valido mezzo di aiuto materiale, ma pure una sorta di, chiamiamola, assicurazione sull'aldilà, grazie all'intercessione dei santi protettori e alle preghiere dei fratelli che si riunivano regolarmente. Erano strutture che contavano diverse centinaia di iscritti e io sempre attraverso lo studio degli statuti, quindi teniamo presente che lo statuto ci dice come le cose dovevano funzionare in teoria, però non sappiamo come funzionassero nella realtà. Ad ogni modo, prendendo ad esempio questi statuti, si stima che nella prima metà del 400 le confraternite minori potessero arrivare a coinvolgere fino a 20.000 cittadini e cittadine, a fronte dei 5.000 che si stima fossero compresi nella rete delle più ricche scuole grandi. Una delle principali, fondamentali differenze fra scuole grandi e piccole era proprio la presenza femminile. Dalle scuole dei battuti, infatti, le donne furono via via escluse nei primi anni del XIV secolo, seguendo un trend che era quello normale all'interno della società dell'epoca. Nel mondo tardo medievale, infatti lo sappiamo, erano moltissimi campi da cui le donne erano escluse nella vita pubblica, pressoché prive di ruolo, salvo rare eccezioni nell'attività politica e nella gestione del potere. Molto poche erano quelle che facevano della cultura una professione e non dimentichiamo che a loro era negato anche l'accesso alle università. Per le donne, dunque, al di fuori di alcune limitate cerchie che possiamo definire di élite, la possibilità di un ruolo nell'ambito delle pubbliche strutture era in buona parte dei casi ridotta o comunque ampiamente subordinata al controllo e al volere maschile. Proprio questa situazione rendeva più importanti gli spazi che si aprivano loro nelle espressioni della vita ecclesiastica o della religiosità laica. Ecco allora entrare in gioco le confraternite, che costituivano per il mondo femminile un'occasione per uscire allo scoperto, diciamo così, e muoversi più autonomamente fuori dall'influenza di padri, mariti, fratelli. Le scuole piccole veneziane potevano rivelarsi così un'istituzione piena di attrattiva per le donne, che all'interno di esse riuscivano, come andremo a vedere, anche a ricoprire cariche di responsabilità e funzioni direttive in seno alle organizzazioni, senza tralasciare che il fatto che la vita confraternale garantiva anche alle consorelle un ampio spazio di socializzazione. All'interno delle scuole le donne potevano dunque non solo esserci, ma anche valere nell'accezione latina del termine, cioè potevano avere influenza e in alcuni casi addirittura un ruolo decisionale considerevole. A cavallo fra Medioevo e Rinascimento, su un campione di una cinquantina di scuole, quelle di cui appunto disponiamo di uno statuto e che a Venezia si chiamava Mariegola, vuol dire madre regola, regola madre, solo un numero esiguo, 6 in tutto ne ho contate io, vietava di norma l'ingresso alla componente femminile. Si tratta quindi di un veramente modesto 10%.
Si trattava delle scuole, ve le elenco, tanto sono poche, di Sant'Agnese, di San Cristoforo dei Mercanti, di San Cristoforo dei Gesuiti, di San Mattia, di San Nicolò dei Mercanti e di San Nicolò dei Pescivendoli. Le ragioni dell'esclusione non sono mai motivate negli ordini delle matricole e quasi tutte quelle sopraindicate si limitavano a dire con poche parole che le donne non potevano essere accettate. Soltanto nella matricola della scuola di San Nicolò dei Mercanti si trova un capitolo più articolato al riguardo, di qualche interesse, anche se non si fornisce nemmeno in questa sede alcuna motivazione esplicita del provvedimento. Uno dei capitoli della mariegola della scuola stabilisce, ve lo leggo, è un passo breve, che non si possa ricever femmine nella nostra scuola et fraterna per alcun modo né insegno, aggiungendo inoltre che se alcuna femmina fosse stata ricevuta non si intenda quella essere nella nostra scuola. Trattandosi di una confraternita di mercanti, è plausibile che la partecipazione delle donne fosse vista come elemento di diminuzione di prestigio del sodalizio. Tanto più che, non dimentichiamolo, le donne all'epoca non avevano posizioni davvero rilevanti nei commerci più qualificati, specialmente oltremare, e la loro presenza sul mercato locale si esauriva per lo più in un commercio al dettaglio minuto e spesso povero. Bisogna dire però che anche dove l'accesso era loro vietato, potevano essere consentite vie indirette di partecipazione alla vita confraternale, alla componente femminile. In questo ci viene in aiuto la scuola di Sant'Agnese, che fu fondata nel 1325 e, come abbiamo detto poco fa, era una di quelle che vietava l'accesso alle donne. Questa scuola ci suggerisce 3 diverse modalità di partecipazione indiretta. La prima e più semplice è quella della donazione, diciamo, a fondo perduto, cioè senza qualunque contropartita. Così fece, per esempio, una nobildonna di nome Caterina Zorzi, che nel 1379 donò un panno d'altare alla scuola di Sant'Agnese. Un secondo modo di aderire era quello del lascito in cambio di sostegno spirituale, con la partecipazione alle pratiche di culto in vista dell'aldilà. A questo era finalizzato, per farvi un altro esempio, il lascito fatto nel 1339 da Caterina Contarini, che donò alla scuola una veste di velluto alessandrino e 2 maniche con 43 borchie dorate, a fronte dell'impegno da parte della scuola stessa di fornirle un pane e una candela nel giorno della festa del santo patrono. Infine abbiamo una terza via di coinvolgimento nella vita della scuola. E qui ci viene in aiuto Lucrezia Bognolo, che tra il 1331 e il 1339 promise di lasciare alla confraternita tutti i suoi beni, comprendenti anche 2 piccole case nella parrocchia di San Barnaba. La donna, vedova e si presume ormai in età avanzata, in cambio chiedeva assistenza, in questo caso anche di tipo materiale, in caso di necessità o malattia. Aprire via via i sodalizi alle donne sarà comunque un modo per sanare i problemi delle scuole. Restiamo per esempio sempre alla scuola di Sant'Agnese. Sappiamo da una delibera del Consiglio dei 10 che nel 1457, quindi più di un secolo e mezzo dalla sua fondazione, le donne furono invitate a entrare nella confraternita perché la scuola era, dice la mariegola, vegnuda a niente. Se dunque donazioni e lasciti non andavano a influire sull'ordinamento di una scuola, la necessità di incrementare il numero degli associati incideva invece sulla struttura confraternale, come indica la delibera dei 10 che abbiamo appena ricordato. Casi come questo, cioè come quello di Sant'Agnese, non erano infrequenti. L'ammissione delle donne poteva infatti rappresentare un buon espediente per risollevare le sorti di quelle confraternite che venivano a trovarsi in difficoltà per ragioni di natura finanziaria o a causa della scarsità di membri, elementi questi spesso correlati fra loro. Anche i confratelli della scuola di San Cristoforo dei Mercanti se ne renderanno conto. Ben 2 secoli dopo dalla nascita del sodalizio, cioè nel luglio del 1534, decisero infatti finalmente di aprire alla componente femminile. Vi leggo il passo della mariegola, che forse è un pochino lungo ma è abbastanza interessante per varie ragioni. Leggiamo.
Essendo nella Mariegola nostra uno capitolo nel qual se proibisse che donne siano accettate in la scola, il che non è dubbio che a quel tempo fu fatto per rispetto di maggior gravità e reputazione di esse a scuola, onde, vedendose che le scole cavano grandissimo frutto e beneficio da esse donne, nonostante ditto capitolo della preditta Mariegola, in quella parte sia corretto et dichiarato che de cetero se possi accettar donne. Anche qui, come nel caso di Sant'Agnese, ci troviamo di fronte a una scuola che era nel frattempo molto declinata. Il passo, abbiamo detto, è interessante per più ragioni. Innanzitutto rivela, secondo me in modo piuttosto esplicito, che la presenza delle donne nelle scuole era da tempo normale e diffusa. Possiamo dire, secondo me, una prassi consolidata, e che le consorelle, inoltre, contribuivano non poco al buon andamento anche economico della confraternita. Infine, ma non meno importante, la delibera sembra avvalorare l'ipotesi sopravanzata che i sodalizi dei mercanti non accettassero le donne per una questione di prestigio, alla quale, per il carattere quasi professionale della confraternita, erano molto sensibili, non per niente, dicono, per rispetto di maggior gravità e reputazione di essa scuola quando parlano dell'esclusione precedente. L'ingresso della componente femminile poteva dunque essere un modo per sanare i problemi delle confraternite che si trovassero in difficoltà di vario genere, che fosse appunto la scarsità di aggregati o le entrate troppo esigue. In proposito, un caso degno di nota è quello della confraternita dedicata a San Gregorio, che era nata nel 1324 nella chiesa omonima con sede in Dorsoduro. A partire da un anno che purtroppo non è precisabile, accadde che la scuola rimanesse in mano alle consorelle completamente. La Mariegola ci dice che la ditta scuola fosse comenzata per gli uomini di San Gregorio e per vilezza de lor abbandonata. Quando poi, sappiamo, nel 1350 gli uomini ufficialmente rientreranno, un certo Messer Rizzardo venne a patti con la Gastalda e tutte le consorelle affinché da quel momento potesse nuovamente essere nominato anche un Gastaldo. Sulle cariche femminili all'interno delle scuole vorrei tornare fra poco, ma intanto mi preme insistere su come questo caso indichi come in alcune occasioni le donne diventassero indispensabili non soltanto per il consolidamento, ma addirittura per la sopravvivenza stessa dei sodalizi, arrivando in certi casi a gestirli come, e mi sentirei di dire anche meglio, degli uomini. Il fatto di San Gregorio prova inoltre che non esisteva alcun ostacolo di carattere giuridico o formale a una conduzione esclusivamente femminile delle confraternite, come vedremo meglio nel caso della confraternita della Beata Vergine dell'Umiltà alla Pietà. Ma torniamo alla consuetudine, cioè alle confraternite a partecipazione mista. Partendo dal presupposto che pur non godendo di pari diritti nella società, quantomeno agli occhi di Dio, uomini e donne erano considerati spiritualmente uguali. Allora che a Venezia, come peraltro in gran parte d'Italia ed Europa, la maggioranza delle confraternite minori accoglieva persone di ambo i sessi, seppure con modalità di ingresso e posizioni associative differenti. Se le scuole non erano miste fin dalla loro fondazione, tendevano comunque a diventarlo in tempi molto brevi. Ad ogni modo, la linea di tendenza sembrerebbe quella di una presenza femminile fin dall'origine dei sodalizi. L'ipotesi è suggerita dal fatto che ugualmente nei prologhi delle Mariegole le consorelle sono nominate insieme agli uomini quali iniziatori e iniziatrici della singola scuola. Qualche esempio. Addirittura sul finire del 200, qui quindi andiamo anche abbastanza indietro, la scuola dei Santi Giuliano e Carlo nasceva per volontà de tutti boni uomini e donne della ditta contrada. Ugualmente, nello statuto della scuola della Santa Croce si legge che il sodalizio è voluto per utilità delle anime di quelli frare e serore che sono e che saranno in questa benedetta scuola e congregazione.
A testimonianza di questa collaborazione fra le due diverse componenti della confraternita, abbiamo anche la miniatura iniziale della Mariegola della scuola di Sant'Anna di Castello. L'immagine, che è trecentesca, raffigura, come potete vedere, a sinistra i confratelli, a destra le consorelle in adorazione della Santa Protettrice. Le consorelle sono riconoscibili dal fazzoletto bianco che gli copre il capo. Ancora più interessante di questa miniatura è quella contenuta nella scuola di San Teodoro prima che si guadagnasse lo status di scuola grande. La vediamo qui. E in questo caso il santo protettore Teodoro è intento a presentare a Cristo i confratelli e le consorelle. Di nuovo distinguiamo le donne dagli uomini per via del copricapo che lambisce le spalle, però in questo caso non abbiamo due gruppi distinti, ma un'unica folla di persone adorante. Talvolta per amor di concisione la presenza delle donne è in un certo senso nascosta all'interno delle Mariegole, in quanto forme neutre o al plurale maschile tendono a prevalere per indicare tanto i fratelli quanto le sorelle. Le Mariegole si riferiscono spesso a ciascuno in questa scuola o ai fratres, intendendo però con questo riferirsi a fratres e sorores. Però la prevalenza del maschile non ci deve fuorviare. Lo storico inglese Richard McKennie a tal proposito ha parlato di linguistic trick, cioè di un inganno lessicale, che ancora oggi, a distanza direi di più di 5 secoli, rappresenta forse in Italia più che in altri paesi, visto l'assenza di formule neutre nella nostra lingua, un argomento molto sensibile e attuale nelle questioni di genere. Basti pensare all'uso sempre più diffuso della schwa o di eventuali asterischi. Io stessa nel corso di questo intervento, lo avrete notato, sono caduta e temo ricadrò ancora nel linguistic trick, mi scuso, però torniamo al nostro argomento. Lo statuto della scuola di San Giovanni Battista, che aveva sede presso la scuola di San Giovanni del Tempio a Castello, dichiarava che non si sarebbe ripetuta la parola sorella per limitare l'uso delle parole. Leggiamo: in ciaschedun capitolo non siano così nominate le sorelle come li fratelli per non moltiplicar troppe parole. Tutti gli ordinamenti siano così comuni alle sorelle come agli fratelli. Non è questa l'unica Mariegola che ha a dedicare capitoli alla questione. Anche gli statuti di Santi Cosme e Damiano, sempre a Castello, e quelli di San Leonardo a San Marco prevedono capitoli analoghi con formule praticamente standard. Sebbene la presenza femminile potesse non essere esplicitata, molti elementi indicano invece come fosse normale e diffusa. La partecipazione delle donne doveva essere anche piuttosto consistente. I pochi dati a nostra disposizione sul numero di confratelli e consorelle nelle singole scuole confermano l'ipotesi di un'elevata partecipazione femminile, anche se a volte minoritaria a quella maschile. Qui vi faccio vedere questa tabella, abbiamo, come vedete, pochi dati per un periodo di tempo piuttosto lungo. Però se notate, in questo caso l'unica scuola in cui è testimoniata parità tra uomini e donne è quella della Beata Vergine della Celestia, dove all'inizio degli anni 40 del 300 erano ammessi 700 uomini e 700 donne. Comunque parliamo appunto di diverse centinaia di donne coinvolte. All'interno dei sodalizi tutti i membri, uomini e donne, potevano godere dei beni messi a disposizione e dovevano pure, però, in egual maniera contribuire a quegli stessi beni. Alcuni statuti lo precisano in modo molto chiaro, anche qui con formule standardizzate. Così, nella Mariegola della già citata Scuola di San Leonardo, andiamo a leggere
che tutti li ben che se fa per la nostra congregazione siano comuni così agli fratelli come alle sorelle, così eziam Dio le sorelle sono tenute a parte delle spese. Pari diritti dunque, o quasi, e pari doveri. Importante è sottolineare come in molte delle scuole le sorelle avessero accesso a cariche ufficiali. Questo conferma un ruolo femminile più significativo di quanto non fosse nel resto d'Italia, dove spesso non erano previsti incarichi per le donne. Come ci indicano, questo ce lo suggeriscono gli studi di Anna Esposito e Giovanna Casagrande, per citare due delle studiose che si sono dedicate a questo argomento, per altre importanti città d'Italia, che possono essere Bologna o Roma. Più della metà delle confraternite prese in esame dai nostri studi prevedeva una gastalda affiancata da delle degane, che sedevano al fianco degli ufficiali ordinari all'interno della banca. Era così chiamato l'organo governativo della confraternita, con ruoli in alcuni casi molto simili a quelli dei colleghi maschi. Dal punto di vista del funzionamento, vediamo un'organizzazione analoga a quella maschile, strutturata più o meno allo stesso modo, analoga nelle funzioni e nella struttura, ma tuttavia non del tutto indipendente. Se quasi sempre ci troviamo di fronte a una sezione maschile e a una femminile parimenti organizzate, dobbiamo comunque tenere a mente che entrambe queste sezioni erano sempre subordinate a una figura maschile, cioè a quella del gastaldo. Per quanto coordinate da ufficiali di sesso maschile, sappiamo che di frequente le consorelle intervenivano alle assemblee generali ed era loro consentito prendere la parola e partecipare attivamente alle decisioni riguardanti il sodalizio. Vi porto l'esempio della scuola di San Francesco ai Frari, che dice che alcun fratello o sorella di questa benedetta scuola non osa né debba levarse proporre cosa alcuna in capitolo senza licenzia de Messer lo Gastaldo. Ciò a significare che anche le consorelle potevano dire la loro nelle assemblee. Ancora in alcune mariegole si legge che le decisioni nell'ambito delle assemblee erano prese per li boni uomini e donne della scuola. La presenza poi delle sopracitate gastalde e degane è la prova più concreta che della partecipazione attiva della componente femminile. Dall'analisi degli statuti possiamo evincere che queste figure erano ben consolidate già prima dell'inizio del Rinascimento. Il loro ruolo era quello di prendersi cura e di occuparsi di tutte le consorelle e dei loro bisogni, esattamente come il gastaldo e i suoi compagni si occupavano dei confratelli. Tutte queste ufficialesse, passatemi il termine, venivano elette nello stesso momento e con la medesima procedura degli ufficiali maschi, ed erano spesso le donne stesse a scegliere le loro superiore, come testimonia per esempio la mariegola della scuola di Santa Marta. Il gastaldo vecchio debba con i suoi compagni avere eletto uno gastaldo ed uno scrivan e 8 degani nuovi per 1 anno, e così debba fare la gastaldessa vecchia con le sue deganesse e avere eletta una gastaldessa nuova e 6 deganesse nuove per lo ditto tempo. Questo passo richiama la nostra attenzione sul numero dei degani e delle degane. Vi faccio vedere un'altra tabella che riguarda il numero di ufficiali all'interno di alcune scuole, sempre quelle per cui disponiamo di alcuni dati. Possiamo notare che le donne ufficiali sono quasi sempre in minoranza numerica rispetto ai loro corrispettivi maschili. Potremmo ritenere plausibile che il fatto sia dovuto alla proporzione maschi-femmine all'interno della scuola, ma si tratta di una supposizione. Ad ogni modo potete vedere che su 14 scuole elencate qui, solo in 3 casi e sono evidenziati, ci troviamo di fronte a parità numerica di ufficiali uomini e di ufficiali donne. È da evidenziare che, a parte una generica indicazione di dover essere de bona condizione, non troviamo praticamente mai indicati eventuali requisiti necessari per avere accesso alle cariche.
D'altra parte l'essere de bona condizione era rivolto a tutti, uomini quanto donne. Per il resto, tra tutti gli statuti di cui ancora abbiamo traccia, solamente quello della scuola dei Santi Giuliano e Carlo, nel sestiere di San Marco, imponeva chiaramente che le sue degane dovessero essere vedove. Questo probabilmente per fare in modo che coloro che ricoprivano la carica potessero dedicarsi con maggior disponibilità agli impegni dell'associazione. Nonostante all'interno dei sodalizi si configuri per le donne un'organizzazione in qualche modo parallela, il termine è un po' impreciso, però mi sembra quello forse più calzante, esistevano numerosi punti di incontro con il settore maschile, che, lo abbiamo già accennato, manteneva comunque una posizione di preminenza. La Gastalda non godeva di piena autonomia, bensì era quasi sempre sottoposta al controllo e alla supervisione del Gastaldo. Vi faccio alcuni esempi. Nella scuola di Santa Caterina dei Sacchi a Cannareggio, il Gastaldo era tenuto a istruire la Gastalda e le sue compagne all'inizio del mandato. Anche con riferimento alle nuove ammissioni di consorelle riemerge la preeminenza dell'autorità maschile. E in tal senso la Mariegola di un'altra scuola, anche questa dedicata a Santa Caterina, ma con sede in San Stae, è molto chiara nello stabilire che la Gastalda non poteva in alcun modo ammettere nessuna donna e non poteva integrare i rotoli che contenevano le liste dei sodali senza il benestare del Gastaldo. In questa stessa scuola, le responsabili della sezione femminile dovevano controllare che le iscritte fossero registrate sui ruodoli unicamente dallo scrivan deputato a ciò per lo Gastaldo e da nessun altro. Gli elenchi registravano il nome, la professione o il nome del padre o del marito e la parrocchia di provenienza delle consorelle. Qui potete vedere una pagina dell'elenco delle consorelle, qui siamo alla lettera C, come vedete sono tutte Caterine, della scuola di San Martino. Qui siamo a cavallo fra 300 e 400. Il Gastaldo si riservava anche la facoltà di controllare i registri ogni qualvolta lo volesse e se la degana in questione si fosse rifiutata di fare quanto le veniva chiesto, avrebbe dovuto pagare una multa. Da queste testimonianze si può ricavare che pure le degane avessero però responsabilità al pari dei degani sui rotoli nei quali venivano segnati i nomi delle consorelle, nomi che comunque venivano sempre registrati da uno scrivano maschio. Pure dal punto di vista assistenziale il trattamento riservato ai congregati differisce di molto a seconda del sesso, anche se la sensazione di trovarsi di fronte a due organizzazioni che viaggiano su binari paralleli permane. Le scuole rimanevano associazioni unitarie e non sarebbe corretto vederle divise in un reparto maschile da un lato e in una sorta di gineceo dall'altro. Il nesso tra confratelli e consorelle era dato al vertice dal Gastaldo, che rimaneva l'autorità massima da cui dipendevano uomini e donne. Non è da escludere poi che la separazione sussistesse soprattutto dal punto di vista organizzativo e fosse dovuta, oltre che a motivi dipendenti dalla mentalità corrente sul ruolo femminile, anche a ragioni pratiche. È comunque ipotizzabile che nella vita quotidiana delle associazioni tra uomini e donne intercorressero relazioni per quanto possibile paritetiche, il che parrebbe confermato dal fatto stesso che le assemblee generali della scuola fossero aperte tanto ai confratelli quanto alle consorelle senza alcuna distinzione. La caratteristica principale delle organizzazioni femminili, almeno stando agli statuti, non sembra la loro separazione, bensì la loro integrazione. La Mariegola della scuola di Santa Croce sembra confermarlo in modo programmatico quando dice: «Volemo et ordenemo che noi, frari e seror, siemo insembre amici diletti». Molti elementi infatti erano comuni e condivisi. Il parallelismo tuttavia si spegneva una volta giunti ai vertici massimi della scuola, dove, come abbiamo detto, la responsabilità, soprattutto economica, tornava agli uomini, che del resto ricoprivano la funzione più alta in termini politico-associativi, ma anche e soprattutto in termini finanziari. Era dunque il Gastaldo che, insieme ai degani, si occupava della gestione dei denari della scuola, come di tutti gli altri beni materiali.
Sappiamo come le donne, in linea generale, fossero tenute ai margini delle questioni economiche. Ciò si riflette con grande evidenza nel fatto che in nessuna delle matricole le donne ufficiali erano chiamate, a far parte delle riunioni amministrative che si tenevano una volta al mese e a cui invece Gastaldo e Degani, insieme allo scrivano, erano obbligati a partecipare sotto pagamento di multa in caso di assenza. Inoltre la Gastalda non aveva diritto di disporre di una delle chiavi che servivano ad aprire la cassetta in cui erano custoditi i soldi e gli averi della confraternita. Questo non vuol dire, attenzione però, che la cassa delle scuole fosse del tutto interdetta alle consorelle. Delle scuole esaminate soltanto in una, cioè quella della Beata Vergine di San Lio, le donne per statuto non avevano accesso alcuno al denaro, che rimaneva sempre appannaggio del Gastaldo e dei suoi compagni. Però si può dire che si trattasse di un caso isolato, abbastanza a sé. Poteva altresì capitare, come nella scuola dei Santi Cosma e Damiano, che la Gastalda, per assolvere alle sue mansioni, disponesse di un budget annuale, il cui ammontare però era stabilito dal Gastaldo e dai suoi assistenti. Ancora, la Mariegola della scuola di Santa Marina, nel 1362, ordinava che tanto il Gastaldo quanto la Gastalda non potessero rifiutare alcuna donazione testamentaria che venisse loro affidata da confratelli o consorelle. Cosa ci dice questa cosa? Che questo implica la possibilità che la Gastalda fosse chiamata a eseguire con piena responsabilità il lascito fatto dalle consorelle. Da quanto visto fino a qua, non stupisce che le donne potessero essere viste di gran beneficio per le scuole, non soltanto ai fini delle pratiche religiose e delle attività assistenziali, bensì anche dal punto di vista economico. D'altra parte, le consorelle, nel caso sopra ricordato della scuola di San Gregorio, avevano dimostrato maggior costanza e determinazione dei compagni maschi nel portare avanti il sodalizio che, vi ricordo, gli uomini per vilezza de lor avevano abbandonato. Io fino a qua mi sono tenuta sul generale. Se ho ancora un po' di tempo, avrei piacere di parlarvi di un caso specifico particolarmente rilevante per quanto riguarda la storia delle donne, che è quello della scuola della Beata Vergine dell'Umiltà. Se Tiziana mi dà... e aveva sede a Castello nel convento della Celestia. È questa l'unica testimonianza riguardante un'associazione laica esclusivamente femminile fin dalla sua origine. La scuola della Beata Vergine è interessante non solo per il fatto che vietasse l'ingresso agli uomini, ma anche per il delicato compito che era tenuta a svolgere. Si occupava infatti dell'amministrazione e della gestione dell'Ospedale della Pietà, una delle maggiori istituzioni caritative veneziane, in grado di gestire centinaia di bambini orfani o esposti. L'ospedale, facciamo un breve preambolo, era nato, per quanto sappiamo, dall'iniziativa personale di Fra Petruccio o Pietro, un francescano del convento di San Francesco della Vigna, originario di Assisi. Il frate già dal 1335 aveva affittato 17 casette per dare ospitalità agli esposti, che all'epoca erano probabilmente assistiti da volontari sotto il diretto controllo di frate Pietro stesso. Si trattava quindi di un'organizzazione ancora del tutto provvisoria. Ben presto, però, si sentì l'esigenza di ampliare il luogo e nel 1346 una patente ducale rilasciata da Andrea Dandolo autorizzava la costituzione di una scuola et ospitale della Pietà, al cui priorato era stato nominato lo stesso Fra Petruccio. Fra il 1346 e il 1347, quindi, frate Pietro istituiva due diverse scuole, una maschile con sede in San Francesco della Vigna per i maschietti e una femminile nel vicinissimo convento della Celestia con il compito di occuparsi delle bambine. Quest'ultima è la scuola della Beata Vergine dell'Umiltà, a cui qualche anno dopo la morte del fondatore, nel 1353 per l'esattezza, verrà affidata la conduzione del brefotrofio, che nel frattempo era andato ulteriormente ampliandosi.
Come ci ha fatto notare anche Casimira Grandi nei suoi studi sulla pietà, della scuola maschile si perde via via traccia. In effetti anche nella mariegola della scuola femminile, di cui peraltro si parla sempre molto genericamente di fantolini e mai solo di fantoline, presupponendosi quindi un brefotrofio misto, non viene mai nominata la scuola maschile. Da ciò potremmo supporre che fosse via venuta meno, forse come nel caso di San Gregorio che abbiamo appena ricordato, o che quelle sue funzioni fossero state assorbite dalla scuola femminile, ma di questo purtroppo non abbiamo testimonianze certe. Tuttavia, in uno dei capitoli dello Statuto si dice chiaramente che nel 1353 il doge Andrea Dandolo e il Maggior Consiglio avevano stabilito che la cura e il governo della casa e dell'ospedale della Pietà rimanesse in tutto e per tutto alle donne della Celestia. Il capitolo dice che, como par manifesto per un quaterno chiamato novella, la cura et governazione e il reggimento della casa e dell'ospedal della Pietà in tutto e per tutto romanisse alle donne della congregazione e confraternitade de Santa Maria dell'Umiltade alla Celestia. In effetti, nell'archivio di Venezia ancora oggi si conserva il registro del Maggior Consiglio intitolato appunto Novella. La delibera è quella fedelmente riportata dallo Statuto della Confraternita. Pare dunque che davvero in tutto e per tutto alle donne venisse passata una responsabilità di grande rilievo. Sicuro è comunque che nella copia settecentesca della Mariegola della scuola di San Francesco della Vigna, quella nata originariamente per curare i maschi, nella quale è narrata una breve storia della confraternita a partire dalla fondazione di Frate Pietro, si fa solo un rapido accenno all'ospedale della Pietà e ai suoi giovani ospiti, che poi non compaiono più negli ordini riportati, al contrario di quanto avveniva invece nello statuto della scuola femminile. Il caso della Beata Vergine dell'Umiltà è di grande rilevanza per più di una ragione. Innanzitutto il fatto che la gestione e l'amministrazione di una delle istituzioni più rilevanti di Venezia, quella della Pietà, fosse stata affidata a una scuola che rientrava nella categoria delle piccole non fa, a mio vedere, che confermare il ruolo di primo piano che queste associazioni svolgevano in ambito assistenziale, oltre a rimarcare l'importanza straordinaria che esse potevano assumere anche in compiti essenziali per la città. In secondo luogo, il fatto che il sodalizio in questione fosse composto di sole donne rende la cosa ancora più rimarchevole. Tutti gli ordini contenuti della Mariegola della scuola sono stabiliti per deliberazione della volontà di tutte le donne e della maggior parte di Santa Maria dell'Umiltà, il che sta a significare che le donne componenti il sodalizio si autogestissero nel modo più completo. La caratteristica della scuola che qui più ci interessa è quella di evitare per statuto l'iscrizione agli uomini. Vigeva perfino il divieto di accesso nei confronti di pellegrini bisognosi in cerca di aiuto. Vi leggo il passo: che per alcun modo ne via in la detta congregazione sia alcun uomo, ma volemo che le sia tutte donne che abbia il temor de Dio, e si ordinemo che in la Pietà non sia ricevuto alcun pellegrin e non se tegna dentro alcun uomo, né ospedalier che sia mascolo, né alcun si riceva. Come si vede, il divieto d'ingresso è totale. L'unica figura maschile di cui si fa menzione nello statuto è quella di un procuratore, riguardo al quale il documento si limita a dirci che doveva essere un gentiluomo che abbia il timor de Dio, procuratore dell'ospedale. È plausibile che il suo compito fosse quello di rappresentare legalmente l'ospedale, però siamo anche qui nel campo della supposizione. Al vertice della scuola, anche qui troviamo la gastalda, al suo fianco però non ci sono le degane, ma una sottogastalda, che aveva il compito di vice in tutte le questioni. A queste due figure al vertice spettava il compito di eleggere la priora dell'ospedale della Pietà, che una volta nominata, come si è già detto, doveva essere sottoposta al giudizio e all'approvazione dello stesso doge. L'elezione avveniva durante il capitolo generale.
La priora doveva essere nubile e lo statuto le vietava di avere marito e figli così da potersi dedicare pienamente all'attività dell'ospedale. Aveva non solo il compito di provvedere ai putti della pietà, ma anche ai poveri che l'ospedale si trovava a sostenere. A lei spettava inoltre il delicato compito di dare in adozione gli orfani che si trovavano sotto la sua cura. Un compito assai delicato, in proposito la Mariegola vietava di dare in affidamento i bambini a persone malintenzionate che volessero per motivi di interesse, quasi l'assicurarsi un'eredità, per fare un esempio, fingere di avere figli. Se la priora decideva di affidare un bambino, poi stava alla Gastalda e alla sua vice verificare che si trattasse di persone pubblicamente accettabili. In questo caso alle donne aspettava anche l'amministrazione del sodalizio e quindi la gestione del denaro ad esso appartenente. La Gastalda era l'amministratrice a cui si doveva fare riferimento e la priora, una volta l'anno, era poi tenuta a fornire un preciso rendiconto dell'andamento finanziario dell'istituzione, che veniva reso pubblico in assemblea generale. Anche qui i denari erano conservati in una cassetta di cui c'erano 3 chiavi, analogamente a tutti gli altri sodalizi. Una andava alla Gastalda, una alla sottogastalda e la terza alla priora, e tutte e 3 dovevano essere presenti al momento dell'apertura della cassa. E quello che abbiamo appena visto è un caso estremamente interessante. Vi troviamo donne in grado di amministrare e condurre un'istituzione importante come quella della Pietà, persone quindi si presuppone con un elevato livello di istruzione e di capacità gestionale. Nella lista delle consorelle della scuola figurano infatti moltissime appartenenti alle famiglie patrizie e nello specifico a case vecchie. Troviamo così una Agnesina Dolfin, o una Caterina Bragadin, o una Anna Fallier, per citarne alcune. Tuttavia, nell'elenco delle priore, conservato all'inizio della Mariegola, accanto a Caterina Loredan o Zanetta Dandolo, compaiono anche una Madonna Gasdia che fo da Chiozza e una, non meglio specificata, Donna Caletta Strazzaruola, venditrice di stracci. Fermo restando che quello della Beata Vergine dell'Umiltà è senza dubbio un caso fuori dall'ordinario e al momento privo di riscontri, alla luce di quanto abbiamo detto si può comunque affermare senza timori che all'interno del variegato universo delle scuole piccole veneziane le donne potessero trovare diverse possibilità di azione. Mi avvio a concludere e mi sento di affermare che la progressiva esclusione delle donne dalle scuole grandi, a partire dalla metà del 300 per poi proseguire nel 400 e oltre, sembra dunque procedere in maniera inversamente proporzionale alla loro partecipazione attiva all'interno delle confraternite minori, che rappresentavano anche una grande opportunità di socialità per queste donne. Infatti la scuola andava a implementare la rete sociale fornita dalla famiglia, dal quartiere o dalla professione. Inoltre, il fatto che all'interno di queste istituzioni fossero previste anche delle cariche ufficiali significava riconoscere come fossero in grado di esercitare anche funzioni di gestione e di potere, cosa davvero difficilmente pensabile all'epoca. Oltre a essere tutto questo indicatore di un livello di alfabetizzazione piuttosto elevato, infatti queste donne, quantomeno coloro che si ritrovavano a coprire incarichi ufficiali, erano tenute a saper scrivere e a far di conto in quanto responsabili della registrazione delle nuove consorelle e molto spesso della contabilità relativa alle stesse. Infine, cosa ancora più eccezionale, è che le scuole permettevano alle donne di comparire in occasioni pubbliche, come le processioni o le feste. Era dunque un importante strumento di visibilità per una parte della società troppo spesso a lungo occultata. In questo, e qui davvero concludo con una considerazione di carattere generale, si riflette anche il carattere di una società a forte connotazione economica e commerciale, in cui con grande frequenza, come Tiziana aveva notato nell'intervento precedente per chi c'era, gli uomini dovevano spostarsi per i loro affari in terre lontane per molti mesi. Ciò finiva col garantire alla componente femminile ruoli di responsabilità che in altri ambienti erano assai più ridotti, se non addirittura sconosciuti. Anche in questo, secondo me, emerge la specificità della realtà e della cultura veneziane
e le donne, nelle scuole come in altri ambiti, ne sono un importante simbolo e riprova. Grazie. Direi grazie davvero a Francesca per questa interessantissima esposizione che appunto ha fatto conoscere un aspetto poco noto, perché sì, le scuole grandi escludevano le donne, ma le scuole piccole erano tantissime, come vedete, e bisogna anche pensare che non c'era quello che noi abbiamo adesso, l'assistenza pubblica sanitaria, ahimè un po' in declino, però fino a questa epoca era garantita da queste associazioni, quindi questa era la forza di una società, di un tessuto sociale che veniva alimentato e tenuto anche in coesione, perché le motivazioni per cui anche questa società è durata così a lungo senza conflitti così cruciali come altrove è anche questa forza di questo associazionismo in cui appunto le donne avevano dei ruoli così importanti, e questo dimostra anche, perché rispetto a una storiografia passata in cui si diceva che le donne non erano presenti, infatti io ho voluto quell'immagine, quell'immagine di Mansueti in cui si vedono le donne, esatto, erano presenti nello spazio pubblico, sì, erano soprattutto presenti nello spazio della società, della sociabilità e delle attività fondamentali per alimentare il tessuto sociale e la vita quotidiana. Quindi credo che questo sia stato davvero un interessantissimo intervento. Sì, è un argomento tra l'altro ancora aperto secondo me a tantissimi campi di indagine, perché è ancora molto poco studiato. Per esempio qualcosa che ha studiato Rona Goffin anni fa è anche la parte delle donne, perché le scuole che avevano le sedi, quando avevano un po' di denaro, e il denaro veniva anche dalla quota delle donne come degli uomini, e cercavano di far belle le scuole, quindi con opere di pittori. Ecco, questo per esempio è una parte che è stata evidenziata anche da qualche studiosa, quindi del fatto che chiamavano dei pittori per decorare le stesse mariegole, peraltro. Esattamente, come vediamo qua, ci sono miniature, insomma. E quindi chiamavano all'opera dipintori miniatori. Non so se c'è qualche domanda per Francesca. Sono stata molto Sei stata esaustiva. Ma secondo me quello della gestione finanziaria potrebbe essere approfondito di più, perché è vero che abbiamo poche testimonianze, però la gestione dei beni della scuola, o quantomeno quelli delle consorelle da parte delle ufficialesse, secondo me potrebbe venire più approfondito. Io me ne sono occupata, ma essendo il mio uno studio un po' più a 360 gradi, ovviamente non ho potuto soffermarmici quanto avrei voluto, però questo secondo me è un campo di indagine che andrebbe approfondito. Sì, forse anche le relazioni tra, per esempio, patrizie sì, anche la componente sociale. Componente sociale, perché quasi sempre, come dire, la scuola era legata anche alla famiglia più diciamo, di rilievo nel vicinato, che la famiglia patrizia faceva una sorta di patronage, quindi bisognerebbe anche lì vedere. Certo, erano indubbiamente ambienti molto misti, perché se noi andiamo a vedere questa pagina vediamo che c'è un po' di tutto. Adesso Caterina Moro, c'è una
aspettate. Sì, come ha mostrato nel suo studio, la forza di queste scuole è che c'era il patrizio come il borghese, come il commerciante, quindi erano associazioni, modi di veramente misti che sì, mettevano erano estremamente in eterogenei come ambienti. Questa appunto è la forza questa forza che ha avuto questo tipo di sodalizio per tenere coesa la società e risolvere dei problemi, perché se una persona si ammalava non c'era l'assistenza pubblica, ma interveniva se c'erano ragazze povere si dotavano. Esattamente, erano di fatto, possiamo definirle società di mutuo soccorso, ognuno dava qualcosa e ognuno qualcosa riceveva. Di solito anche in base alle proprie capacità economiche. C'è tutta una parte assistenziale su cui qui, per non tenervi qui fino alle 9 di sera, purtroppo non ho potuto soffermarmi, però il ruolo assistenziale, come ho detto all'inizio, era fondamentale. Sì, comunque. Sì, io mi riallaccio proprio a questa ultima sottolineatura della partecipazione di donne appartenenti al patriziato veneziano. Sappiamo che nelle scuole grandi i patrizi potevano far parte, ma non potevano svolgere incarichi dirigenziali all'interno delle scuole. Il fatto che molte donne appartenessero quindi a queste cosiddette scuole piccole e il fatto che ci fossero in molte di queste scuole, anzi quasi tutte, una prevalenza maschile. Queste signore appartenenti a famiglie patrizie che, se non ricordo male, dovevano essere nubili per potersi dedicare alla gestione di queste scuole. Il fatto che siano così poche non dipende anche dal fatto che la donna, anche all'interno della famiglia, doveva svolgere incarichi anche di gestione del patrimonio familiare in assenza dei mariti o degli altri membri della famiglia che erano dedicati alle funzioni pubbliche, spesso anche oltremare oppure nei domini di terraferma. Sì, in realtà non è proprio esatto che fossero poche e soprattutto che fossero tenute a essere nubili. Infatti nei casi che ho studiato io almeno, mi attengo alla mia ricerca, solo in un paio di casi, anzi in uno nelle confraternite miste che ho studiato, è detto esplicitamente che le donne ufficiali dovevano essere nubili. Per il resto non è specificato altrove, se non per quanto riguarda la priora dell'ospedale della Pietà, che però non era una Gastalda o una vice Gastalda, era la priora dell'ospedale. Gastalda e vice Gastalda non erano tenute a essere nubili, almeno per quanto ho potuto, per i documenti che ho consultato io. Non so se ci sono altri documenti che dicono il contrario. Certo, erano donne che, come abbiamo detto, avendo i mariti via per mesi e mesi, sicuramente si trovavano a gestire tutta una serie di contabilità e affari domestici che in altri contesti, altri rispetto a quello veneziano, non erano pensabili, quello sì, indubbiamente. Però le ufficialesse non erano quasi mai tenute a essere nubili o vedove o non avere figli. Sì, la società mercantile ha certamente
svolto un ruolo di volano della promozione delle donne, cioè del fatto che si dovessero occupare di molti aspetti e che, come ha ripetuto Francesca, l'altra volta l'avevo mostrato, dovessero anche saper leggere, scrivere e far di conto, quindi un'alfabetizzazione molto più elevata che altrove. Voglio ricordare, siccome qui c'è questo grande campo che è l'assistenza, no? Si gioca, che le donne, qui saltiamo nel secondo Cinquecento, insomma metà Cinquecento, sono molto attive nella nascita dei grandi ospedali veneziani. Ci sono molte donne, e sono patrizie, molte sono patrizie, ma non solo, che sono fondatrici degli ospedali veneziani, quelle dei mendicanti, quelle insomma, quindi ho visto che ci sono altre domande. La signora? Se posso. Sì, se posso. Trasversalmente anche all'aspetto di cura assistenziale, eccetera. Avete rilevato una dimensione religiosa in autonomia da quella ufficiale? Non so, per esempio, tra le pizzocchere, le beghine, se avete rilevato queste forme mistiche? No, io no. Sempre il periodo non fanno parte però di non questo sono mondo. esatto, stiamo parlando di due cose abbastanza separate. Separata, sì. C'erano pizzochere, c'erano beghine, lo sappiamo, no? Però non facevano parte delle scuole, era un altro mondo. Altri ordini? No. Forse facevano, innanzitutto grazie mille per la conferenza molto interessante. Dopo arrivo. Sì, volevo appunto aggiungere dei dati perché di recente poi mi sono occupato della scuola di Sant'Orsola e ecco, quindi dunque innanzitutto per seguire due cose che sono emerse, quello che diceva Tiziana sul patronage delle scuole, appunto la scuola di Sant'Orsola, che è una scuola piccola e che ha appunto, come ho rilevato, come già si sapeva, una forte presenza femminile, soprattutto dominata dalla famiglia dei vari rami della famiglia dei Loredan di San Cancian, è stata una delle primissime promotrici dei cicli confraternali. Marin Sanudo, no, nella cronachetta di fine 400 cita solo 3 grandi cicli confraternali e uno di questi è il Carpaccio di Sant'Orsola, insomma. Quindi le scuole piccole hanno in realtà una grande, già fin da un'epoca già tardo medievale, hanno una grande presenza in questo campo, ecco, questo volevo aggiungere. In secondo luogo, proprio queste mie ricerche sui testamenti soprattutto rilevano da un punto di vista della scuola piccola di Sant'Orsola, San Giovanni e Paolo, alcune forse novità che appunto vorrei segnalare. Il primo è che nonostante dunque molte donne della famiglia Loredan dimostrano un legame forte attraverso i loro testamenti con la scuola, non moltissime ma un numero insomma significativo con la scuola di Sant'Orsola, con donazioni e sepolture presso la scuola. E cosa interessante che ho trovato, il primo elemento, è che anche se alcune di queste donne della famiglia si allontanano di fatto da San Canzian, no, come si è scritto, c'è una sorta di mini esodo dei Loredan, di vari rami dei Loredan alla fine del 400 in altre zone della città, come sappiamo, insomma, conosciamo tutti i palazzi dove vanno a stare a partire dalla famiglia del doge Leonardo Loredan, eccetera. Però fino a metà 400 sono molto radicati nella zona dietro, proprio tutto attorno a San Giovanni e Paolo, e nonostante alcune di queste donne Loredan vadano a vivere alla Giudecca, mantengono però un rapporto molto forte con la scuola, quindi
Quindi secondo me, questo è interessante, una proposta per il futuro, le scuole piccole creano senz'altro una solidarietà importante a livello locale, di parrocchia o attorno a una scuola o attorno a una comunità straniera, perché poi ci sono diverse scuole piccole a seconda dell'origine, no? Se, ecco, dei mestieri, devozioni, oppure semplicemente devozione come Sant'Orsola, oppure le scuole forestiere, no? Come i Dalmati, eccetera. Però rimane, questo mi piaceva questa cosa, rimane una devozione anche quando c'è uno spostamento fisico della persona, rimane un attaccamento alla parrocchia originale. Insomma, loro si sono tutte spostate chiaramente a vivere alla Giudecca, però vogliono comunque dare le donazioni a Sant'Orsola, vogliono comunque essere seppellite a Sant'Orsola. E a questo proposito non poche di loro sono effettivamente pizzochere. Quindi c'è, almeno a partire dalla seconda metà 400, prima del 500, un legame che almeno nel caso di Sant'Orsola si potrebbe delineare fra una certa e particolare fede religiosa. Poi la Giudecca di fatto diventa uno dei centri, insomma, di questo particolare aspetto monacale, e ci potrebbe essere, diciamo così, e eventualmente la devozione nella scuola. Insomma, ecco, probabilmente uno dei motivi per cui si sposta la Giudecca potrebbe anche essere detto questo, perché fondazione del monastero di Santa Croce, eccetera. Però questa è un'ipotesi che poi va verificata. Però questo presenza dalle fonti sta emergendo. Ecco, questo lo voglio indicare con chiarezza, appunto era una cosa di cui poi in futuro volevo occuparmi con. Ecco, l'ultimo punto che volevo dire, per quanto riguarda le scuole piccole che sono legate alle arti, che è molto interessante, secondo me la presenza femminile può essere dovuta anche al fatto che c'erano effettivamente mestieri femminili. Io per esempio nelle leggi suntuarie di primo Cinquecento, no, che colpiscono l'abbigliamento femminile, che appunto poi soprattutto da fine 400 agli anni 20 del Cinquecento sono tantissime e dettagliatissime, trovo quasi sempre il colpire non solo le donne che hanno tralignato, hanno fatto questi vestiti sempre più complessi, ma trovo anche che per cercare di frenare il fenomeno si cerca di colpire i maestri sartori e le maestre, no? Perché erano molto importanti quindi probabilmente, non lo so, lo metto come ipotesi, la presenza femminile, almeno nelle scuole che sono derivazioni delle arti, tra l'altro c'è tutto un discorso da fare su scuole maggiori, sartori, e poi scuole minori, tipo Italia Calza, che cercano di rendersi indipendenti ma i sartori non gli lasciano, e quando vogliono diventare indipendenti cosa gli vogliono fare? Creare una nuova scuola piccola solo per loro, quindi ci sono anche questi dinamismi, ma mi chiedevo se nella scuola dei sartori, che non conosco benissimo, anche so che adesso è stata molto studiata, c'è questa presenza femminile anche per l'importanza effettiva che le donne avevano come professioniste, come lavoratrici. Ecco. C'è la corporazione delle merciaie, che mi pare, ci sono le merciaie che hanno una corporazione, per esempio, che è l'unica, mi pare, una corporazione del tutto femminile, se non mi sbaglio. Comunque. Va bene. La signora forse. Volevo chiedere se è rimasta una traccia scritta, queste signore, qualcuno abbia scritto, abbia avuto il gusto di scrivere anche di queste attività che svolgevano, oppure di quello che succedeva e di qualche persona dentro. Anche un'altra cosa che mi piacerebbe sapere, di questi bambini o persone che erano aiutate, se è rimasto qualche esempio, qualche caso così noto. Io personalmente non mi sono imbattuta in diari o testimonianze dirette, ci sono sicuramente tantissime fonti testamentarie, come ha ricordato appunto adesso il professor Gullino, che confermano e spiegano di come queste donne fossero legate e come partecipassero alle attività confraternali. Io personalmente non mi ci sono imbattuta fino a qua. Io purtroppo su questo non ho trovato nulla, non so se
appunto, sapevano leggere, scrivere e far di conto, dopodiché un conto è scrivere, diciamo, quelli che noi chiamiamo adesso ego documenti, cioè il fatto di scrivere di sé, comincia abbastanza tardi. Per le donne ne abbiamo ancora per ora, cioè comincia verso il tardo 500, 600, le scritture del sé. È un rapporto, insomma, la soggettività è qualcosa che nasce più tardi, insomma, il diario, ecco. Ci sono transazioni economiche, ci sono altri. Ok, allora, se non c'è altro, io direi che ringraziamo tantissimo Francesca. Ringrazio io voi. Per la bellissima. Tendenzialmente no, perché erano appunto comunque coordinati e supervisionati dal Gastaldo. Le donne erano dipendenti dall'autorità maschile in questo, salvo per quanto riguarda la Beata Vergine dell'Umiltà, in cui invece anche la contabilità, come ho detto prima abbastanza brevemente, era tutta a carico delle donne. Questo almeno per la mia esperienza. Comunque Francesca ha scritto un bel libro. Ognuno ha le sue idee, certo. Io, come ho detto prima, gli statuti ci dicono quello che doveva essere, non quello che era, per cui purtroppo non ero lì. Certo. Comunque dicevo che Francesca ha scritto un bel libro sulle scuole piccole, lo trovate a Biella e quindi... Sì, va bene. Va bene. Grazie a voi tutti. E a lei. Allora al prossimo mercoledì vi aspettiamo all'ultima puntata di questo primo ciclo. Grazie. Grazie a tutti. Brava Francesca. È andata.